La manovra del governo Meloni taglierà 350 milioni di finanziamento alle regioni, 200 ai comuni e 50 a province e città metropolitane. Tagli che, sommati ad altri mancati rifinanziamenti già subiti dagli enti locali, rappresenteranno, secondo la CGIL di Venezia, il colpo di grazia a servizi al cittadino già oggi allo stremo, perché per far fronte alla minore disponibilità di risorse, i comuni dovranno continuare a ridurre il personale come già avvenuto negli ultimi anni. Secondo i dati raccolti dal sindacato, dal 2016 al 2022 solo 10 comuni della città metropolitana di Venezia sono riusciti ad aumentare, seppure di una o due unità, il proprio personale. 8 sono rimasti uguali, tutti gli altri hanno perso in totale 653 lavoratori, quasi 100 all'anno, soprattutto nel capoluogo. Negli ultimi 7 anni se ne sono andati 500 lavoratori che non sono stati sostituiti. Questo vuol dire meno servizi ai cittadini, meno puntualità delle pubbliche amministrazioni, meno servizi alle imprese. Che parliamo di funzioni fondamentali, dall'anagrafe ai servizi di edilizia, alle scuole, agli nidi comunali, tutte funzioni essenziali che vanno nell'interesse della cittadinanza. Altro dato è l'inesorabile crescita dell'età media dei dipendenti comunali. Più di 1800 sui 4800 totali della città metropolitana hanno più di 57 anni. Per quanto il governo si impegna a rendere sempre più difficile l'accesso alla pensione, sostiene polemicamente la CGIL di Venezia, presto ci sarà la necessità di prevedere un enorme ricambio di personale. Come organizzazione sindacale, come CGIL, metteremo in campo un percorso di mobilitazione che vedrà la partecipazione nella giornata del 17 novembre proprio dei lavoratori delle funzioni pubbliche allo sciopero generale.